Imperator tedesc dal Sacri Roman Imperi, lata a Rome per farsi annullare la scomuniche vude di Pape Gregori VII, si città affrontà il riviel dai nobili tedeschi, causate de sue lontananze, ma anche pel fatto che il Pape, pur vinti ritirare la scomuniche, non aveva scancellato la perdita dal trono di Imperador. Come date la questione col Pape, Ingri al tentà di corri svelti in patria per ristabilire il potere, ma sui pass alpins, al ciatai confins sieras di una sghirie di nobili locali che si vevin metut quintri di lui. Dome il patriarca di Aquilea e Sigeart gli concedea all'imperatore il passaggio, suscitando così il soplui sin tutta grad. Dopo aver ristabilito anche se con fatture la sua autorità, ai 3 di aprile del 1077 l'imperador, come premi per dimostrare fedeltà, al conferì al patriarca Sigeart la investitura feudale di duca del Friuli, marchese de Istrie e il titolo di principe, mettendo in pis così il principato ecclesiastico di Aquilea, tanto che feudi diretto dal Sacri Romani Imperi. Aliere appena nasciuto il Stato patriarcale Furlan. Questa resinte istituzione chiamata anche patria dal Friuli, per via che il Friuli era guidata dal patriarca, perché ai tempi rappresentava un esempio unico di democrazia, perché dal suo Parlamento non partecipava in nome i nobili e il clericato, ma anche i rappresentanti dai comuni, dunque il popolo. Anche i patriarchi successori di Sigeart a continuare in partanti impacciamo a tignì la brene pro-imperiale che gli permette di consolidare sempre di più la patria del Friuli, tanti ciapadrenti anche Trieste, la Istria, la Carinzia, la Stirie e il Ciadovri. La sua autonomia però è durata fin dal 1420, quando che Vignesie con la forza e occupò il Stato patriarchin decretando la sua fine. Il Stato de patrie furlane è dura 343 anni. Al dì di voi, dopo 940 anni, la festa del Friuli rappresenta un momento fondamentale per ricordare la nostra storia e rimarcare la coesione del popolo furlan secondo i principi di unità e di autonomia. Commemorare queste date vuol dire riscuviersi che sentimenti di identità di popolo, che è il Furlan, che al diventa profondità dei suoi lidri storici. Tornare a chiappare su la propria identità al vuol dire rimarcare la propria cultura, la propria lingua e le tradizioni che serviscono per mantenere i punti di riferimento che aiutino il popolo Furlan a portare in avanti il dialogo interculturale che è necessario ai confronti di chi altri. Alle parchest che la festa del Friuli viene fatta ogni anno, rivisitando il fondamentale fatto storico dal 3 di aprile. Queste volte la festa del Friuli è stata immaneata a Sapade Polodne per via che la località ha forti motivazioni, tanto di carattere geografico che culturale, storico e religioso, linguistico e economico, che di sempre le legano alla regione Friuli Vignesi Giulia. Un referendum dal 2009 il desiderio di passare in Friuli aveva riscontrato il favore dai sapadins per il 95% e la festa del Friuli di quest'anno aveva di essi doppie, per via che Sapade aveva già di essi in Friuli.
la cittadina imbandierata già prima dal tempo e è una clara dimostrazione di volontà popolare di voglia di Friuli e le immagini di grande partecipazione di bandieri e di popolo. La fiesta dal Friuli a Sapade, che si è da volta ai 2 di aprile dal 2017, e è cominciata la settimana prima con la metoda ad un mostre Furlan Lenghe d'Europe di William Cisilino, direttore dell'Agenzia regionale delle Lenghe Furlane, e con la proiezione dal documentario La Vie Crucis di Sapade in tre lenghis, Furlan, Talian e Sapadin, documentari prodotti di cui che chi al staff velante. La cerimonia ufficiale de Fieste del Friuli allora è che in place d'Eglesie con gli incontri dai partecipanti che sono venuti di tutti i bandi del Friuli. Io appunto do il benvenuto per celebrazione dei 940 anni del Patria del Friuli. Ma naturalmente il benvenuto che è l'ufficiale alle usche saldetti il paron di Chiase, il scindi dal comune di Sapade Manuel Piller Offer. Buongiorno a tutti, a nome della comunità di Sappada Plodin porgo il benvenuto agli amici friulani presenti oggi per festeggiare insieme i 940 anni della patria del Friuli. Desidero anticipare i ringraziamenti agli organizzatori e a tutti coloro i quali hanno scelto e voluto Sappada Plodin come luogo di svolgimento della festa. Tale scelta dà l'occasione per evidenziare i legami di Sappada Plodin con il Friuli, che avrò modo di esporre nel discorso. Auguro a tutti una buona festa della patria del Friuli. Grazie su Cindy. E col accompagnamento de bande locali. La fiesta poi è continua in inglese. La messe le ten l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato, ad un cui viciaris des provincis di Pordenone e Gorizia. La messe è accompagnata de coral di Santa Cecilia. Te omelie il vescovo alla dit che egli sta della previdenza di Dio a metti il Friuli al centro d'Europa. Il popolo furlan è sempre stato in armonia col sclavo e il tedesco
par secui. Il Furlan è un popolo viert a che altri, perché è forte de sua identità. Finita la messe, intermiez con la corale Rosas di Mont di Davar, al segna la divisione delle cerimonie religiose con che civili. La vertidura delle cerimonie civili consiste dal passaggio di man de bandiere furlane tra il comune di Gardisce, che le aveva in consegna bielzada l'anprime, al comune di Sapade. Alla consegna de bandiere al pense il vice sindic Enzo Boscarol e il sindic Manuel Piller Offer le tignerà da conto perduti il 2017. Al saluto dal vice sindic di Gardisce Boscarol al seguisce il benvenuto dato a tutta la comunità presente di bande dal sindic di Sapade. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare l'autorità Che, tra l'altro, dal suo discorso alla mente il trattamento avuto dal Parlamento italiano riguardo alla sua comunità, domandando più il rispetto di bande dal Stato italiano per via che ha insabbiato il risultato del referendum sapadin e che dopo 9 anni al tempo andiamo lì dut fer. Il colm de cerimonie si da Wels con la lettura de bolle imperial per tedesco. Le lei la assessore ai culture Marcella Benedetti. Königliche Bulle von Heinrich IV. Zur Gründung des Patriarchalstaates Friaul. Im Namen der Heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Prima dai discorsi ufficiali de stantis autorità presenti, il conduttore ufficiale de feste dal Friuli a Sapade a lei il saluto spedito dal governatore dal Veneto Luca Zaia, al presidente delle agenzie regionali Pelenghe Furlane Lorenzo Fabro. Purtroppo, concomitanti impegni istituzionali, dai quali non posso esimermi, non mi consentono di essere presente a questo rilevante appuntamento. Sicuro della sua comprensione, auguro pieno successo all'evento e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. Firmato Dottor Luca Zaia. Il presidente dell'Istituto Ladin Furlan Precheco Placerian Lorenzo Zanon all'esordis chiatant vergognoso che il cidinor tesquelis de regione, dulà che dopo 400 anni nessun si degna di insegnare la storia de patrie furlane. Il presidente della Società Filologica Furlane Federico Vicario, che al fas conosci la volontà delle società filologiche furlane madurate in tante de assemblee ordinarie. La filologica è mandata al Consiglio regionale e ai senatori furlans una mozione perché ha sollecitato il governo italiano per una definitiva soluzione del passaggio di Sapade in Friuli. Il presidente della comunità slovena in regione, Walter Valdesi, ha ribadito un'effettiva collaborazione tra le comunità slovene e furlane in te difesa delle due identità che in Italia hanno bisogno di tutele. Il presidente dell'associazione Sapade in Friuli, Alessandro Mauro, dopo aver salutato in Sapadin, al pant con decisione che queste fevelade è un dialetto dal Friuli, meretanzi un chialt e spontaneo battiman. Alla faccia che
al sta sollecitant tutte le istituzioni pal passaggio di Sapade in Friul, anche con una raccolta di firmis. Il presidente della comunità linguistiche furlane Diego Navaria ribadisce che tutte le comunità, anche che più piccole, hanno il diritto di autodeterminarsi, però sempre in maniera democratica. Per l'Università del Friuli Enrico Paternoster ha detto che insieme alle università che lui rappresenta, il popolo furlan, oltre che ricordare il passato, ha anche di impegnarsi per l'avvenire del Friuli. In rappresentanza delle province di Udine, Pieri Fontanini al marca il scandalo dal Parlamento italiano che, anche dopo aver avuto l'assenso di 12 enti preposti al cambiamento, domandata dai sapadini col referendum dal 2009, a dispetto anche di una legge del Stato, non vede voluto completare l'iter che al commentava per il definitivo passaggio di Sapade in Friuli. Per Arlef Lorenzo Fabbro, come presidente delle agenzie che ha coordinato tante iniziative, con la celebrazione a Sapade alla DIT. L'anta Sapade che affeveli in un dialetto tedesco, il Friuli che sta all'elata al di là dei suoi confini amministrativi, perché ha di essi clar che la festa del Friuli non è come per chi che affeveli in Furlan, ma è a di essi di tutti chi che vivono in Friuli. Il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob al PANT che il Consiglio regionale è favorevole che la festa del Friuli concedi una ampia trasversalità a tutte le comunità che vivono in regione, sia a che furlane, ma anche a che slovene, a che tedesche, a che italiane e anche a che venete. In occasione di queste feste l'Istituto Ladin Furlan Precheco Placerian ha immaneato anche il bando di concorso per individuazione e composizione del futuro imini del Friuli. La spiegazione del bando le ha dato il professor Alessio Sterk che al mette fin alle prime parti delle cerimonie ufficiali. La seconda parte delle cerimonie avviene al dopo di misdì in place davanti all'Eglesia, per conto dell'Associazione Maratonine Udinese e 3:30 arriva a Sapade la staffetta des lenghis minoritaris del Friuli. Partite di Udine la di prime, dopo aver attraversato una ventina di comuni, gli atleti de maratonine apportano la bolla imperiale a Sapade, che viene proferita al Sindit, tanto che omaggio in riguardo di queste feste. Una storia che senza polemiche nei confronti di nessuno può aiutare un percorso, diciamo, di aggregazione che è stato scelto dalle persone, scelto dai cittadini, e quindi siamo qua per questo, per festeggiare da una parte 940 anni della festa dei Friuli, della patria, e contemporaneamente però dare un segnale ad altri luoghi che hanno appartenuto storicamente al patriarcato, alla diocesi nostra, che nel momento in cui scelgono di appartenerci il Friuli c'è e vi accoglie a braccia aperte. Tutto qua, grazie. La spatula in top, no? Mostra che bolla lì, che è la bolla ufficiale, la bolla imperiale, che sanciva a Pont. Allora, come queste bolle avvegnerà donate, come abbiamo promesso prima, no? Al sindaco di Sapade, a Manuel Pillerhofer, le bande dal presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, insieme con l'assessore alle culture Gianni Torrenti, loro due insieme dalle bolle. Presidente, giri Jacob, qua così. Ecco, grazie che lì per presente, che là è ufficiale, che chi è di Fabiodi? Sì, esatto. Finite la festa dal 2017 a Sapade, ho spero che questo videodocumento vedi zovato a rinforzare la coscienza dei furlans che sono in differenza dalla propria identità.
A ringraziare Duci Furlans interessati in nostre storie, tant che passate che presente, o saluti con un riviodisi alle feste da Friul dall'anno che viene. Mandi!